Oggi siamo venuti a Revine Lago, una zona fantastica, un paesino meraviglioso che vi consigliamo magari per chi non l'ha mai visto, mai conosciuto, mai scoperto. E siamo in questa bottega dell'arte con il maestro Lobato. Buona giornata intanto. Grazie, altrettanto. Allora, siamo venuti a trovarla perché poi lei, insomma, intanto è spagnolo, no? Mi diceva. Certamente, sono spagnolo nato a Madrid. Io ho cominciato a frequentare l'Italia molti anni fa per via della Fiera Internazionale del Libro per l'Infanzia a Bologna. Uno dei personaggi fondamentali per lo sviluppo di questa fiera, soprattutto dal punto di vista della immagine, è stato il maestro Stepan Zabrel, che a Sarmede, non molto Ha fatto quello che lontano ha da qua, fatto. ha fatto quello che sappiamo tutti. E alla fine da cosa nasce cosa, mi ha invitato, mi ha chiesto se potevo aiutarlo a sviluppare la scuola internazionale dell'illustrazione, nella quale tuttora tengo delle lezioni, quindi lavoro come docente. E dopo la sua morte per un periodo ho fatto altri percorsi e finalmente sono tornato a Sarmede e quindi alle Prealpi e finalmente ho avuto la possibilità di incontrare una persona meravigliosa che mi ha detto: tu smetti di girare per il mondo, qua fermati. è il posto ideale, che è Claudia Meneghi, la curatrice della mostra. Che conosciamo molto bene. E, tra l'altro uno da Madrid, insomma, sentivo che dicevi che ti piace il posto, che è bellissimo, che è uguale più o meno quasi, insomma, a parte il clima. Sì, il clima non è tanto diverso. No? Io sono sempre in contatto con i miei in Spagna e ci raccontiamo il tempo che fa e non è molto diverso. Il motivo fondamentale di questa coincidenza è che io provengo, sì, nato a Madrid, però di una famiglia che proviene della Sierra vicino a Madrid. Ah beh, allora si una zona capisce. collinare molto Esatto. simile. E quindi quando finalmente ho deciso di starmi qua, in precedenza avevo vissuto nel mio paese, che è quello della mia infanzia, dei nonni, dove c'è la casa dei nonni, quella poesia della campagna, per uno che ama la città, perché a Madrid è una città Bellissima. che si ama, però alla fine la scelta, soprattutto quando fai questo lavoro, quando devi essere in contatto con un ambiente bello, con la natura, con un mondo contadino che veramente ancora continua a fomentare, a vivere i valori di una volta, allora non c'è paragone. Ti capisco, qui è bello, è bellissimo, venite a scoprire Revine come dicevo prima e scoprite questa bottega dell'arte, perché è anche bello questo bottega dell'arte, perché tu ti senti più pittore, scrittore o che cosa? Allora, il fatto di scrivere i miei propri racconti dei libri per l'infanzia è venuto in modo naturale perché sempre sin da bambino avevo la tendenza a entrambe le vocazioni. E nel fatto della pittura mi sono formato come pittore, come tutti quelli o quasi tutti che finiscono per fare libri per l'infanzia, come una scelta di grande libertà. Perché tu lavorando per l'editoria non hai la costrizione della critica di arte che viene a giudicarti. Poi alla fine la critica mi ha fatto il piacere di giudicare i miei dipinti come hanno giudicato quelli del mondo dell'editoria, della filologia, il mondo del racconto per l'infanzia, il mondo editoriale, sempre mi hanno fatto l'onore e anche la carità di giudicare molto bene i miei lavori, quindi faccio la doppia strada, pittura, illustrazione, e quando faccio un testo, lo illustro, l'editoria lo accetta come un fatto naturale. Allora, la bottega dell'arte è una soluzione che è stata veramente una cosa geniale nei secoli. Era il modo come si formavano una volta i pittori. Poi ci sono pittori, scultori, e architetti, eccetera, e cominciavano per lavorare come apprendisti. E nello sviluppo dell'educazione artistica, l'accademia, un po' c'era ancora quel sistema, tu dovevi vedere dipingere a qualcuno. Io, l'artista che ho visto dipingere, era proprio Stepan Zabrel, di cui si parlava, e lui era un amante, un cultore del Medioevo, e in questo la coincidenza era perfetta. Io l'ho scelto come maestro, lui mi ha scelto come discepolo, e abbiamo avuto un percorso insieme che ci ha dimostrato, ci ha fatto, come si dice giustamente qua, toccare con mano l'importanza di questo incontro con gli apprendisti, di educare una nuova leva, una nuova generazione, perché altrimenti non c'è quella dinamica, quella dialettica intergenerazionale che sempre fa spingere l'arte. Il presepe è un tema che era lì davanti a tutti come un tema dove l'arte aulica, l'arte della nobiltà, si è unita con l'arte popolare.
Inizialmente le prime natività sono sculture, raffigurazioni, dopo il grande apporto teologico di San Francesco, si sono fatti queste sculture, queste natività, e un po' per volta, non sappiamo esattamente quando, si sono cominciate a fare dei presepi alla fine del Settecento, forse a Napoli, a Seviglia, in Spagna, a Madrid, e il mondo cattolico spagnolo, portoghese, francese e italiano, fondamentalmente la radice è sempre Italia, è quello che ha dato questa spinta alla creatività popolare. E la gente del popolo ha dimostrato questo amore per il bello dicendo: metto un pezzo di questo mistero, di questa cosa incredibile, questa grande rivoluzione, un Dio che nasce in una, sdraiato in una mangiatoia, Dio nasce povero e nasce nella situazione più precaria immaginabile. Questa bellezza ogni anno, inconsapevolmente, quando da bambini in una casa come la nostra, si faceva con i fratelli, si faceva per esempio, era una cosa naturale. Andando avanti, qualche anno fa io avevo fatto un libro che trattava dell'argomento del Natale. Claudia Meneghin mi ha proposto di fare una mostra degli originali di questo libro alla Galleria dell'Eremo a San Pietro del Ferretto. Io ho detto: guarda, è difficile perché sono un po' sparsi, perché li ho venduti. Perché non facciamo il presepe? Un presepe dipinto. Dice: mai sentito parlare? Dico: neanche io, però forse c'è già qualcuno, perché è una cosa logica. Quindi noi abbiamo fatto il presepe dipinto a San Pietro del Feletto, poi è viaggiato al Museo Baroffio, diversi posti. Ricordo per la Cappella dell'Angelo alla Bassano di Grappa, il Palazzo Sarcinelli, a San Vendemiano si è fatto anche. Infine, abbiamo l'anno scorso nelle gallerie civiche di Vittorio Veneto. E questo anno invece abbiamo deciso di farlo qua, in bottega. Perché? Perché abbiamo visto che c'è questa condivisione con le persone di luogo. Il paese è veramente un paese che sembra un presepio visto da lontano. Bellissimo. E quando arrivi, vedi le case, molte sono restaurate, questa bellezza, questo amore alla tradizione, dice: ma è il luogo ideale per fare il presepe. Venite a Revine Lago fino al 19, cos'è? Fino al 19 fino al 19 Stiamo gennaio. pensando di arrivare tutto il mese. Ma sì, prolunghiamola per tutto il mese. Io ho l'ultimo libro tuo, vero? Sì, questo appena sfornato. Appena sfornato. Che potete trovare online, è di Giulia Giudice, le storie del piccolo Robinson, e le ho illustrate con delle tavole, tutte le pagine illustrate come si usa nell'albo illustrato contemporaneo, quindi un bel libro per educare i bambini. Benissimo, Arcadio Lobato, Revine Lago, con questa mostra che attende solo voi.